perché questa lezione? Perché una delle mie più belle letture che abbia mai fatto è la lettura dell'edizione critica a Properzio, scritta dal professor Paolo Fedeli, quando fece la tesi di laurea più di 20 anni fa, insieme agli scritti anche di Vincenzo Tandoi, che Fedeli, professore, era il professore di Antonio Stramaglia, mio professore di letteratura latina, e Tandoi era il professore di Alfredo Mario Morelli, che sono molto legato, anche lì professore di letteratura latina a cui ho fatto la tesi ed è magistrale l'edizione del professor Fedeli, che è uno dei più grandi latinisti al mondo, e abbiamo chiamato il professor Claudio Bongiovanni e la professoressa Arianna Sacerdoti della Università Luigi Vanvitelli, Università della Campania Luigi Vanvitelli. Qui io lascio la parola e lascerei parlare i latinisti. Grazie a tutti per aver colto l'invito. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Quando Daniele Santarelli e Armando Pepe mi hanno invitato a questa iniziativa, ho da subito e con grande entusiasmo accolto l'invito, perché Paolo Fedeli è un maestro indiscusso per noi tutti, è un maestro indiscusso della nostra disciplina, a prescindere dalle provenienze, dai luoghi accademici in cui ognuno di noi si è formato. Il suo metodo di lettura, di interpretazione dei testi antichi, dei testi latini, ha rappresentato per generazioni di studiosi un punto di riferimento indiscusso. Io, prima di dare la parola al professor Fedeli, proverò a sintetizzare il suo lunghissimo, ricchissimo e prestigiosissimo curriculum, ma ci vorrebbe un seminario a parte, ecco, per illustrare debitamente il curriculum del professor Paolo Fedeli. Ci provo, dando poi anche qualche indicazione molto essenziale sul suo intervento di oggi. Paolo Fedeli è professore emerito di lingua e letteratura latina presso l'Università di Bari, è accademico dei Lincei, è membro dell'Accademia Properziana del Subasio, è stato presidente della Consulta Universitaria di Studi Latini, è dottore honoris causa presso l'Università di Lisbona e presso l'Università di Mar de la Plata, e quest'ultimo dato ci consente anche di sottolineare un altro importante aspetto della carriera di Paolo Fedeli, ossia la sua natura un po' di filologo dei due mondi, potremmo dire, perché Paolo Fedeli con le sue attività di ricerca è stato spesso ospite di università del Sud America e ha, insieme anche con altri colleghi dell'Accademia Italiana, promosso moltissimo lo sviluppo dello studio delle discipline classiche in quei paesi. Quindi tra i suoi tanti meriti scientifici va annoverato senz'altro anche questo. Sul piano scientifico i lavori di Paolo Fedeli sono numerosi e importanti, dei veri e propri punti di riferimento, soprattutto su alcuni autori e in particolare sull'età augustea, ma non soltanto. Ricordo le edizioni critiche curate da Paolo Fedeli, che riguardano essenzialmente Cicerone e soprattutto Properzio, naturalmente. Prima si ricordava l'edizione toibneriana delle elegie di Properzio, curata da Paolo Fedeli nel 1984. Nell'82 aveva curato, sempre per i tipi della Teubner, che lo ricordo, è l'edizione critica di riferimento per gli studiosi per gli autores latini, è senz'altro la più prestigiosa, senza nulla togliere alle oxoniensi, così come a quella delle Bellettre, ma la teubneriana ha indubbiamente ha avuto ed ha ancora un prestigio superiore. Ricordi, oltre che un'affidabilità, che è l'aspetto più importante dal punto di vista scientifico, ma ricordo anche le edizioni del De Officiis e del De Amicizia, sempre di Cicerone,
così come mi piace ricordare un'altra edizione critica importante curata da Paolo Fedeli insieme con Virgilio Paladini, l'edizione dei panegirici latini, che pure ha segnato un momento importante nella storia di questa particolarissima tipologia letteraria. Oltre che testuale, Paolo Fedeli è stato anche un importantissimo commentatore di testi classici, ed in particolare ricordo appunto i suoi commenti fondamentali, ancora una volta a Cicerone, a Properzio, ma anche ad Orazio, tutti lavori che ci hanno offerto la possibilità di cogliere gli aspetti più importanti della produzione di questi autori. E dicevo prima della natura degli studi di Paolo Fedeli e della sua funzione di maestro, perché Paolo Fedeli è uno dei pochi capace di affiancare la perizia tecnica critico-testuale finalizzata alla ricostruzione di un testo ad una finezza, ad un acume, ad una profondità nell'interpretazione dei testi che davvero hanno pochi uguali. E tutto questo rende i suoi studi e le sue ricerche per noi davvero preziosissime e imprescindibili. Mi piace ricordare anche altre opere importanti di Paolo Fedeli, innanzitutto la sua cura insieme con Guglielmo Cavallo e Andrea Giardina di uno strumento per noi preziosissimo di studi come lo Spazio Letterario di Roma Antica, che è un punto importante su diverse tematiche che riguardano il mondo latino, così come voglio ricordare un volume pubblicato da Paolo nel 1990 intitolato La natura violata, ecologia e mondo romano, che testimonia anche della capacità di Paolo Fedeli di precorrere alcuni temi, alcune tendenze anche nello studio del mondo antico che oggi sono alla pace. Insomma, Paolo Fedeli è, come dicevo, insieme ai suoi studi sono davvero una stella polare per le nostre ricerche. Studi dedicati, come dicevo prima, prevalentemente all'età augustea e alla poesia augustea. Properzio, di cui Paolo Fedeli è, possiamo dirlo, il massimo esperto vivente, ma anche Orazio. Anche ad Orazio ha dedicato gran parte dei suoi preziosissimi studi, ma dobbiamo ricordare i suoi studi anche su autori non augustei, e mi limito appunto a ricordare quelli dedicati a Catullo, a fianco a quelli ciceroniani di cui abbiamo già detto. Per venire invece al tema della sua relazione di oggi, già dal titolo si intuisce come il professor Fedeli toccherà gli aspetti più importanti dell'esperienza letteraria properziana, un itinerario poetico da Assisi a Roma, perché già da questo titolo è possibile rintracciare i 3 punti fermi intorno ai quali ruota tutta l'esperienza poetica properziana, ossia la sua patria d'origine, la sua patria di provenienza, la sua patria nuova di approdo, Roma, quella che gli consente di esercitare la sua professione poetica, e un viaggio, un percorso, un itinerario poetico che Properzio conduce in compagnia, sotto l'egida, potremmo dire, di un grande spirito poetico quale è Callimaco. Callimaco che è punto di partenza e potremmo dire al tempo stesso punto di arrivo della poesia properziana. E questa compresenza dei 3 aspetti, il modello callimacheo, l'Umbria, Assisi e Roma, è mirabilmente rappresentata in quel notissimo verso 64 dell'Elegia 4.1 di Properzio stesso,
Umbria, Romani, Patria, Callimachi, dove appunto ci sono tutti insieme questi tre elementi, la patria d'origine, l'Umbria, Roma e Callimaco, che modello che naturalmente Properzio, al quale Properzio si ispira, ma che secondo le note dinamiche emulative Properzio ambisce non solo ad eguagliare, ma a superare, cioè a sostituirsi a sua volta, nei limiti del possibile e delle sue forze, a quel modello stesso. Prima di dare la parola al professor Fedeli, volevo sottolineare un altro aspetto importante di cui molto probabilmente o quasi certamente tratterà nella sua relazione, e che costituisce uno degli aspetti più importanti della poesia properziana e di molta poesia augustea, ossia la possibilità, attraverso la poesia di Properzio, attraverso la sua esperienza anche biografica, di ripercorrere la rappresentazione di un aspetto non solo della poesia augustea, ma anche della propaganda e dell'ideologia augustea, ossia quella sorta di dinamismo etnico e sociale che è una delle componenti essenziali non solo di Properzio ma di tutta l'ideologia augustea, ossia l'idea di una Roma etnicamente composita, cioè di una Roma tra virgolette molto italica, per così dire, una Roma in cui coesistono diverse componenti, un dato che indubbiamente fotografa una realtà incontrovertibile, ma che dall'altro lato è anche espressione di una volontà ideologica fortemente operante nel sistema augusteo, ossia un Augusto capace finalmente anche di temperare, di mettere insieme le diverse componenti che costituiscono appunto la natura etnica di Roma e che Augusto ha saputo mirabilmente mettere insieme. Augusto quindi dimostra a più riprese la volontà di proporsi come colui che ha saputo finalmente sedare alcuni e spegnere alcuni fuochi che sopravvivevano fin dal bellum sociale, quindi fin dal bellum italico, e che sono facilmente percepibili in molta poesia augustea. Pensiamo ad Ovidio, al Peligno Ovidio, che nella sua poesia elegiaca presenta ancora molte tracce di questi strascichi, di queste conseguenze che erano della guerra italica, che erano ancora fortemente tangibili a quel tempo. Ed è un tema che torna prepotentemente anche nella poesia properziana, in quella rappresentazione della integrazione difficile, per riprendere un altro caposaldo degli studi properziani, il volume di La Penna, e che è una componente essenziale, come dicevo, non solo della poesia properziana, ma di gran parte della poesia augustea e della ideologia che anche attraverso la poesia Augusto cerca di veicolare. Quindi con il rinnovato ringraziamento non solo agli organizzatori, ma anche a Paolo Fedeli per la disponibilità mostrata ad offrirci un altro saggio della sua maestria, io mi fermo e gli do senz'altro la parola. Grazie. Io ti ringrazio, veramente sei andato al di là di quello che certamente di quelli che certamente che possono essere i miei meriti. Ringrazio naturalmente anche il professor Pepe. Entrambi mi ricordate due scuole, quella di Napoli e quella di Cassino, dove ho sempre avuto grandi amici, e questo per me è un motivo di grande soddisfazione, il potersi ritrovare
uniti a tanti anni di distanza. Properzio è un autore che mi ha accompagnato per tutta la vita sostanzialmente, anche se ogni tanto, come Claudio Bongiovanni ha detto, in un certo senso l'ho tradito e felicemente tradito, perché non si può vivere sempre accanto e soltanto a un autore. Ecco, se c'è un insegnamento è dire troppo, ma se c'è un qualche cosa che io posso lasciare come risultato della mia attività è il consiglio, l'esortazione a non avere mai remore sul ritornare indietro sui propri passi, sul correggere interpretazioni che si erano date a suo tempo con eccessiva sicurezza e che poi sottoposte a critiche personali e a revisioni invece ci si rende conto che è bene, che è meglio lasciare da parte. Dico questo perché l'edizione critica con commento per la Lorenzo Valla, che ho già consegnato per la stampa e che uscirà in 2 volumi, il primo con l'edizione critica, traduzione e commento dei primi 2 libri e gli altri 2 nel secondo libro il prossimo anno. Si potrà vedere come questa edizione non rispecchia in numerose occasioni le scelte che Audax, Fortasse e Juventa, magari troppo conservatrici, avevo fatto al tempo della Teuber, dell'edizione Teuber. Dunque, non vorrei tediarvi troppo con i ricordi lontani della gioventù, e entriamo in argomento. Noi non sappiamo l'anno preciso di nascita di Properzio. Possiamo dedurre che sia nato intorno al 50 a.C., alcuni anni prima, ma difficile dire quanti. Io non credo personalmente che siano stati molti anni prima del 50, per quello che si deduce appunto da quell'elegia, la prima del quarto libro, in cui Oros narra il passato di Properzio. È strano che un indovino parli del passato, ma questo fa parte anche di quello che gli indovini devono conoscere per poi poter predire il futuro. Ora, quello che noi possiamo dedurre si fonda su alcune date ben precise e a tutti note. 42 è l'anno, 42 a.C. è l'anno di Filippi. Si capisce che l'eliminazione dei cesaricidi non ha risolto i problemi interni a Roma, e difatti dal 41 a 40 c'è un avvenimento di grande rilevanza politica che tocca proprio la terra di Properzio, perché il fratello di Marco Antonio, Lucio Antonio, in combutta con la moglie di Antonio stesso, organizzano una specie di rivolta che si chiama come Bellum, va sotto il nome di Bellum Perusinum, che coinvolge la nobiltà del luogo e ha i suoi risultati catastrofici per quello che riguarda la famiglia di Properzio. La gens Properzia è dalla parte dei perdenti, perché sarà Ottaviano ad avere il successo su Lucio Antonio e sui suoi, e dunque questo ha delle conseguenze catastrofiche nei confronti della famiglia di Properzio, la confisca delle terre. Anche di questo ci parla Properzio nella prima elegia del quarto libro,
e naturalmente una catastrofe che si aggiunge alla scomparsa, alla morte del padre, quando ancora Properzio era in tenera età. Ora, da quello che noi deduciamo dalle parole dell'indovino Oros nella prima regia del quarto libro, il trasferimento del poeta a Roma coincide con la sua scelta di vita, in quanto avrebbe potuto percorrere comunque la carriera forense, che poi apriva la via al mondo della vita politica. Ma Properzio sceglie il mestiere di poeta, come noi potremmo chiamarlo. E naturalmente, non essendo in grado di poter provvedere alla diffusione, alla pubblicazione del suo primo libro di poesie, deve necessariamente trovarsi un patronus che al tempo stesso è finanziatore dell'opera libraria. E lo trova in Lucio Volcacio Tullo, un giovane esponente di un'importante famiglia della sua terra di origine, che invece aveva militato dalla parte di Ottaviano durante il Bellum Perusinum. Il nonno di Lucio Volcacio Tullo era stato console nel 66 a.C. e un suo figlio, zio paterno di Tullo, aveva ottenuto il consolato con Ottaviano nel 33 a.C. Il 33 a.C. è poi l'anno in cui diventa insanabile il dissidio di Ottaviano con Antonio. Nel 31 Antonio esce di scena dopo Azio e dopo il suicidio, e Ottaviano di lì a qualche anno, nel 28-27, sarà proclamato Augusto. Nel 29-28 a.C., secondo la più accreditata e convincente ipotesi di datazione, viene diffuso il primo libro delle elegie di Properzio. Per la cronologia si rivela decisiva la sesta elegia, che è importante anche per un altro aspetto che vedremo subito, perché la sesta elegia, la sesta elegia del primo libro, in cui il poeta si rivolge al suo patronus, ha un contenuto del tutto particolare. Ci attenderemmo una somma condiscendenza del poeta nei confronti di chi ha provveduto a una parte importante per la diffusione del suo libro di poesia. E invece nella sesta elegia noi troviamo il diniego da parte del poeta di accompagnare Tullo al seguito dello zio. Lo zio che aveva avuto l'incarico di governare in qualità di proconsole l'Asia nel 30-29 a.C. Quello che è interessante è che constatare come in questa circostanza Properzio esprima il suo rifiuto con una totale libertà di espressione. Properzio lo fa contrapponendo alla scelta dell'uomo politico quella del poeta d'amore, che preferisce restare a Roma accanto alla sua donna. Ciò significa che sia Tullo sia i lettori del libro capivano bene il senso della presentazione di una realtà, quella dell'amore elegiaco, dai valori sovvertiti. Una realtà che finiva implicitamente per confermare, proprio essendo chiaramente dai valori sovvertiti, finiva per confermare la validità di quelli reali. È significativo d'altronde che Tullo, per lunga tradizione familiare perfettamente integrato negli ideali aristocratici e vicino al centro del potere, sia divenuto patrono di un poeta che esaltava compiaciuto il servizium, la schiavitù nei confronti di una donna dispotica,
è il rifiuto di una vita politicamente e civilmente impegnata. Gli scenari dell'amore elegiaco sono ben delineati nel Carme iniziale, che vede il poeta, un tempo altero e superbo come si conviene a un gravis civis, vede il poeta cedere di colpo e rovinosamente di fronte alla potenza del Dio amore. Sin dal verso iniziale del primo libro viene messo in chiaro che la donna è la donna a conquistare e a soggiogare l'uomo. Per riuscirvi le basta uno sguardo. Cinzia prima suis miserum me cepit ocellis. A partire da questo momento ha inizio per l'innamorato un periodo di travagliata attesa, prima che la donna ceda alle sue preghiere. Finché dura un tale stato di incertezza, l'amore sconvolge a tal punto l'innamorato da fargli smarrire, insieme alla nozione dei valori essenziali. Properzio dice vivere valori essenziali, ad esempio castas odisse puellas, proprio detestare le donne caste, che sono quelle che poi chi è di nascita libera fra di loro deve scegliere la sua compagna per la vita. E al di là di questo è un rapporto che gli toglie addirittura la voglia e la capacità di ragionare. Vivere nullo consiglio, si dice ugualmente nella prima elegia. Che l'amore felice è frutto di dura conquista, e questo lo mostra già nell'elegia di apertura l'esempio mitico che viene scelto da Properzio. L'esempio mitico è quello di Milanione, costretto a un assiduo e servile corteggiamento di Atalanta prima di raggiungere il suo scopo. L'innamorato elegiaco sa bene poi che, compiuta l'opera di conquista, la vita d'amore assumerà i tratti di una sofferenza continua, perché tutto dipenderà dai capricci della donna amata. È così che viene costruito il motivo del servitium amoris, che costituisce un elemento fondamentale, non solo fondamentale dell'amore elegiaco, una schiavitù, quella d'amore, che il poeta finisce per accettare non solo con rassegnazione, ma addirittura con compiacimento, collocandosi così a un livello che nell'esistenza reale non avrebbe mai potuto tollerare. Dunque la sua è una realtà dai valori sovvertiti, non solo perché è la donna a dominare sull'uomo, ma anche perché vivere la vita d'amore significa rinnegare l'impegno nella vita civile e politica che contraddistingue il civis romanus. Alle donne cantate dai poeti elegiaci, non pochi studiosi continuano ad attribuire contorni reali, troppo reali, e danno l'impressione di credere a situazioni legate alla vita galante della Roma augustea. Non si vuole negare, ben inteso, che i poeti d'amore abbiano avuto esperienze simili con una o più donne. Si intende soltanto ribadire da parte mia che la loro vita sentimentale, vera o falsa che sia, è sempre filtrata attraverso una memoria letteraria. Una memoria letteraria che condiziona la costruzione dei personaggi e delle situazioni e ne spiega il carattere, spesso fortemente ripetitivo. A situazioni stereotipate corrispondono personaggi stereotipati che si comportano in modo ampiamente prevedibile, perché obbediscono alle convenzioni del discorso amoroso, nella cui creazione la memoria letteraria finisce per relegare sullo sfondo l'esperienza reale, o in ogni caso per rendere molto difficile riconoscere dove sia l'esperienza reale.
Nei confronti dei poeti latini ricordati nel primo libro quali cultori di generi letterari diversi, Properzio non nasconde accenti di vivace polemica. E questo è il caso, per esempio, di Basso, un giambografo che viene maltrattato nella quarta elegia, e anche di Pontico, un poeta epico-tragico che compare come rappresentante di un genere distante, anzi in contrapposizione con quello praticato da chi canta l'amore elegiaco. Ciò avviene nella settima e nella nona elegia del primo libro. Ora, entrambi sono poeti realmente vissuti, perché Ovidio nei Tristia li ricorda proprio insieme a Properzio stesso e anche ad Orazio. Poi presenza più importante e anche piuttosto difficile da decifrare è quella di un poeta chiamato Gallo. Gallo compare, diciamo un gallo, anche se questo può far pensare a tutt'altra cosa, compare più volte nel primo libro. Veste i panni dell'amico rivale che vorrebbe divenire a sua volta l'amante di Cinzia. È chiaro che molti lo hanno identificato con il celebre Cornelio Gallo, capostipite dei poeti elegiaci d'amore, cantore nei suoi Amores della sofferta passione per Licoride, che anticipa in molti sensi quella di Properzio per Cinzia. E questa teoria è stata sostenuta con vigore da alcuni studiosi e con pari vigore è stata negata da altri, soprattutto sin da quando Ronald Syme ha fatto notare che l'identificazione non è possibile, perché Properzio parla di un poeta che è di nobile lignaggio. Lo dice chiaramente perché nella quinta elegia del primo libro gli ricorda a un certo punto che la nobiltà non potrà, la nobilitas non potrà aiutarlo nel conquistare l'amore della donna che appartiene a Properzio. E invece questo è in aperto contrasto il fatto che si tratti di Cornelio Gallo con le origini tutt'altro che nobili di Cornelio Gallo. Per parte mia, pur condividendo tali conclusioni, ritengo però che in ogni caso Cornelio Gallo e il suo sofferto amore per Licoride siano costantemente e programmaticamente presenti nel primo libro delle elegie di Properzio. E ce lo garantisce, se non altro, un particolare, quello che viene presentato nell'ottava elegia del primo libro, e cioè la progettata fuga di Cinzia per seguire un suo spasimante nella gelida Illiria, guarda caso proprio là dove Licoride, la Licoride di Cornelio Gallo, se n'era andata col suo spasimante, abbandonando il poeta nella tristezza del discidium. Ecco, nel lamento di Cornelio Gallo, riportato da Virgilio nella decima bucolica, Virgilio che vorrebbe convincere l'amico poeta a abbandonare il timbro elegiaco per passare a cantare il proprio amore in timbro bucolico. Dicevo, in questo lamento il patetico scrupolo del poeta sull'inclemenza del clima che Licoride dovrà affrontare ritorna tale e quale in quello di Properzio per i rigori invernali che Cinzia si accinge a patire.
E già nell'elegia iniziale, d'altronde, il sofferto corteggiamento di Milanione ad Atalanta ricorda molto da vicino l'infelice passione di Cornelio Gallo per Licoride, così come ce la presenta Virgilio nella 10ª bucolica. Properzio si è reso ben conto della necessità di confrontarsi all'inizio del suo libro per Cinzia con l'invito di Virgilio a Cornelio Gallo a riscrivere in timbro bucolico i suoi carmi elegiaci. Per questo motivo il cantore di Cinzia non si limita a un omaggio allusivo al predecessore elegiaco, ma con la propria scelta di scrivere poesia d'amore in distici elegiaci difende al tempo stesso la scelta che aveva fatto Cornelio Gallo e lo fa ben consapevole di entrare in polemica, garbata polemica naturalmente, con la posizione assunta da Virgilio. E, oltre che con le scelte di poetica, Properzio capisce di dover fare i conti, prima di chiudere il libro, col recente passato della sua terra e della sua famiglia, e a questo riserva il gran finale, la drammatica conclusione del Bellum Perusinum del 40 a.C., col massacro imposto da Ottaviano di gran parte degli aristocratici e degli equites che si erano schierati dalla parte di Lucio Antonio. Questo avvenimento ritorna in entrambe le elegie che con la rapidità, con la brevitas tipica degli epigrammi concludono il primo libro. A più di 10 anni di distanza, con una situazione politica ormai definitivamente favorevole al futuro Augusto, ben si capisce l'accortezza con cui Properzio ricorda un momento drammatico per la sua gente e per la sua famiglia, che aveva militato dalla parte degli sconfitti. Nel nome di Tullo si era aperto il libro e nel nome di Tullo esso si chiude. Se tuttavia nell'elegia iniziale il nome del dedicatario era strettamente associato al motivo guida dell'amore per Cinzia, in quella conclusiva, la 22esima, lo è alle origini del poeta e alla sua terra natia. Alla domanda che si fa rivolgere dall'amico sulla sua famiglia e sulla sua terra, Properzio non risponde con l'esattezza che ci si attenderebbe, soprattutto in quella che è chiaramente una sfraghis, è un'elegia che ha la funzione di sigillo nei confronti del poeta e deve dire qual è il nome del poeta. Properzio divaga e si sposta di nuovo sul versante della guerra di Perugia. In tal modo egli finisce per legare l'ultimo Carme a quello che nel libro lo precede. Questo grazie al ricordo di un congiunto che nella guerra di Perugia era stato ucciso militando dalla parte avversa a quella di Ottaviano. Questo in tal modo egli non solo riesce ad associare il proprio destino a quello della sua gens e quello della sua gens alle tragiche vicende delle guerre civili, ma può giustificare, ora che la pace è tornata, la propria scelta di vita, che lo tiene lontano dalla vita politica. Gli scarsissimi indizi cronologici che si possono ricavare dalle elegie del secondo libro vanno dal 28 al 26-25 a.C. Non mi soffermo ora su un problema che ci terrebbe impegnati per qualche ora, e cioè se il secondo libro sia realmente quello che Properzio ha concepito come secondo libro o non piuttosto la somma di due libri, l'unione di due libri entrambi lacunosi, entrambi fortemente lacunosi. Questo problema rimane sullo sfondo. Per ora quello che ci interessa è che non troviamo più come patronus di Properzio
e le date contano, siamo, si è detto, intorno al 28, tra il 28 e il 25 avanti Cristo. Non troviamo più Tullo, anche perché probabilmente, come lo si è già capito dalla elegia citata in precedenza, la sesta del primo libro, Tullo ha seguito lo zio in Oriente, ma troviamo come patronus e dedicatario della prima elegia ovviamente Mecenate. Non sorprende che ora sia proprio Mecenate ad esercitare questo ruolo. Mecenate aveva già accolto nella sua cerchia chi, come Orazio, aveva militato dalla parte avversa ad Ottaviano. Per di più, Mecenate era etrusco come Tullo e non trovò alcuna difficoltà nel concedere la sua protezione a un poeta d'amore, benché un poeta d'amore fosse programmaticamente contrario a un'epica celebrazione delle gesta del principe. È lecito supporre che vi siano state sollecitazioni da parte di Mecenate in tal senso. Lo si capisce molto bene dai versi stessi di Properzio. È certo però che esse non assunsero mai un carattere coercitivo. E Properzio, sia nel secondo sia nel terzo libro, può continuare a scrivere poesia d'amore e a difendere la propria scelta, senza che il suo atteggiamento scalfisca il rapporto d'amicizia col suo influente patronus. Properzio è ben consapevole dell'ormai inarrestabile successo dell'epos di carattere celebrativo, soprattutto. I tempi ovviamente lo favoriscono. Nel Carme di dedica del libro a Mecenate ribadisce tuttavia la convinta scelta stilistica del tenue, che corrisponde all'epton di Callimachea Memoria, e della poesia d'amore, però ha l'accortezza di prospettare al suo patrono la possibilità da parte sua di una futura celebrazione delle imprese militari di Augusto, ma la mette da parte ricorrendo all'abile espediente letterario della excusatio. Recusatio in realtà, che però diventa una vera e propria excusatio. Nel suo atteggiamento si è voluto scorgere un gesto di ostilità nei confronti di Augusto, e tuttavia proprio contesti simili ci aiutano a intendere la causa prima dell'adesione sua e di altri poeti al programma augusteo. E quando infatti nella prima elegia del secondo libro il poeta parla del suo progetto di cantare le imprese belliche di Augusto, il catalogo di tali imprese si apre con gli esordi della carriera politica e militare di Augusto ed è contrassegnato dalle guerre civili alle quali Azio pone fine. Per Properzio, come per Orazio e per Virgilio, Azio è il momento cruciale della storia di Roma, perché il suicidio di Antonio segna la fine delle guerre civili. Dunque è lecito ricordare i momenti tragici del passato, anche quelli che hanno segnato dolorosamente la vicenda personale del poeta, ma lo si fa nella consapevolezza che hanno rappresentato le tappe dolorose eppure necessarie nella via che ha condotto alla definitiva pacificazione, di cui Augusto è stato l'artefice. Nelle elegie del secondo libro, Cinzia è onnipresente. Sin dall'elegia di dedica a Mecenate, Properzio mette in chiaro che è lei, insieme alle muse, la sua fonte di ispirazione. Di Cinzia egli celebra non solo la bellezza, ma anche la dottrina, e qui c'è una chiara enfatizzazione e sopravvalutazione delle capacità letterarie della donna amata.
Cinzia è una docta puella per il poeta, l'unica in grado di giudicare in modo competente e imparziale i suoi versi. I momenti dell'amore felice però sono molto rari e continue sono le riflessioni del poeta sull'amore che non concede tregua ed esige una sottomissione totale, accompagnate dalla convinta accettazione del servizium imposto dalla donna all'uomo e dal lamento per la durizia dell'amata, per la sua ingratitudine, per la sua indifferenza, che inducono il poeta a concepire talora foschi pensieri di morte. Il tradimento e, quale inevitabile conseguenza, il discidium sono un elemento costante nella vicenda d'amore raccontata dal poeta elegiaco. Nell'omaggio con cui si chiude il secondo libro alla carriera poetica di Virgilio, il poeta elegiaco prevede per l'Eneide addirittura una gloria maggiore di quella ottenuta dall'Iliade. Però Properzio ha accortamente collocato l'ampia sezione virgiliana, che rievoca tutta la carriera di Virgilio, fra una rinnovata dichiarazione di fedeltà alla sua vocazione di poeta d'amore e una rassegna dei poeti latini, la rassegna conclusiva del secondo libro, che i poeti latini che l'hanno preceduto nel canto della donna amata, da Varrone a Tacino, a Licinio Calvo, a Catullo e a Cornelio Gallo. In tal modo si assiste a un pacato confronto dell'epos virgiliano con la poesia d'amore, che allo stesso modo della poesia epica riesce ad accordare l'immortalità non solo ai poeti, ma anche alle donne cantate dai poeti. Varrone a Tacino però aveva cantato il suo amore felice per Leucadia al termine della propria carriera poetica, e Licinio Calvo viene ricordato per i versi in morte della moglie Quintilia. Ben diverso invece e ben più significativo è il ruolo di Catullo, perché nel presentare la sua poesia d'amore per Cinzia è proprio con quella di Catullo per Lesbia che Properzio sottolinea l'analogia. Quando egli proclama che Catullo con i suoi versi è stato capace di rendere Lesbia più famosa di Elena, egli sottolinea il trionfo della sua poesia, della poesia d'amore di tipo catulliano sulla massima espressione dell'epos in campo erotico. Moderna proiezione della lesbia catulliana, Cinzia ne eredita in gran parte i caratteri distintivi e il suo comportamento nel rapporto col poeta diviene a tal punto scontato e ripetitivo da non consentire di scorgere i limiti fra la realtà e la finzione. In questa rapida carrellata dell'attività di Properzio giungiamo al terzo libro, il cui unico elemento cronologico sicuro è costituito dalla morte di Marcello, cantata in una delle migliori elegie del libro. La morte di Marcello è datata al 23 a.C. L'itinerario poetico virgiliano, ritorniamo un attimo sulla conclusione del secondo, quell'itinerario che Properzio aveva ricostruito nell'ultima elegia del secondo libro, muoveva dalla giovanile esperienza nel campo della poesia d'amore da parte di Virgilio, perché le bucoliche per Properzio hanno il valore di un esempio di poesia d'amore. E anche per questo Virgilio può polemizzare con Cornelio Gallo, perché entrambi adottano una scelta diversa, ma il problema centrale è quello dell'amore per una donna infedele, traditrice, che si tratta di riconquistare con la propria poesia. Poi Properzio era passato
nella rievocazione del passato letterario, della carriera letteraria di Virgilio, alle Georgiche, per raggiungere infine il traguardo dell'epos a esaltazione delle origini di Roma e della sua gloria. Ora, se il poeta d'amore in distici elegiaci mette a confronto il proprio cursus poetico con quello di Virgilio, può solo dire di aver compiuto il primo stadio, quello che spetta all'età giovane. Ora Properzio è giunto a una svolta della sua attività. All'inizio del libro, difatti, si preoccupa di definire il suo programma e le sue scelte, e lo fa con una abbondanza di carmi che hanno il valore di dichiarazione di poetica, le prime 5 elegie. Nella conclusione poi annuncerà in modo clamoroso la rottura dei legami con Cinzia e quindi la scelta di una poesia diversa da quella d'amore, o meglio, per ora si limita ad annunciare la fine della sua poesia d'amore in distici elegiaci. L'inizio del libro successivo poi caratterizzerà il nuovo programma poetico. Ora, le 5 elegie iniziali del terzo libro concedono ampio spazio, come ho detto, al discorso di poetica e confermano un devoto rispetto nei confronti di Callimaco, non soltanto di Callimaco ma anche di Filita, i cui nomi comparivano già nell'ultima elegia del secondo libro. Ora però la contrapposizione convenzionale della poesia d'amore, che è poesia di pace, all'epica che canta le guerre, non esclude una possibilità di dialogo e di conciliazione fra le due. E nonostante le esortazioni di Mecenate, Properzio non si sente ancora pronto a compiere il gran passo, che non compierà mai, e lo ribadisce rivolgendosi a Mecenate stesso e appellandosi proprio allo stile di vita del suo patrono. Se Mecenate preferisce mantenersi entro i limiti della propria condizione, quando potrebbe aspirare a ben altro, perché mai il poeta dovrebbe sostenere un peso che ritiene troppo grande? Se Mecenate, che avrebbe potuto raggiungere i massimi traguardi, ha preferito ritirarsi in un'ombra discreta, perché mai non dovrebbe farlo il poeta, che si accontenta di infiammare gli animi dei giovani col canto d'amore e di essere celebrato come seguace di Callimaco e di Filita? Anche nel canto d'amore però cambiano i toni, si nota qualche cosa di profondamente nuovo, ad esempio nella 12ª elegia del terzo libro, che celebra l'amore coniugale per la prima volta e la fedeltà di una sposa romana, Elia Galla, che è ancor più grande, dice il poeta, di quella leggendaria di Penelope. E tutto questo sullo sfondo della guerra e della campagna militare in cui è impegnato in terre lontane il marito di Elia Galla. La guerra è strettamente associata all'avidità di denaro e al desiderio di bottino a spese dei popoli soggiogati. Si tratta, ben inteso, di un atteggiamento convenzionale nel poeta elegiaco, cultore di poesia d'amore che è poesia di pace, in cui credo che sarebbe fuori luogo, come qualcuno ha fatto, scorgere un atteggiamento di critica nei confronti di Augusto. Al contrario, insistendo sulla incrollabile fedeltà di Elia Galla, il poeta si allinea alla campagna augustea di moralizzazione dei costumi e di valorizzazione del matrimonio che in quegli anni, solo qualche anno dopo, troverà ampio sviluppo in sede legislativa. L'ultima elegia del libro sancisce l'addio a Cinzia e alla poesia d'amore. Il poeta riconosce di aver esaltato nei suoi versi
doti che in realtà Cinzia non possedeva. Ora che ha ritrovato la ragione, egli si rende conto del suo errore e diras canit nei confronti della bellezza della donna un tempo a lui cara. Nel momento dell'addio ritornano in massa però i motivi che hanno caratterizzato la vicenda d'amore, insieme ai topoi della poesia erotica. Nella chiusa non c'è spazio per i rimpianti e per i ripensamenti. Ora è giunto il momento delle maledizioni. Properzio augura a Cinzia che presto la vecchiaia deturpi il suo volto, che i suoi capelli diventino bianchi, che possa patire lo stesso disprezzo con cui ha ricambiato a lungo il suo affetto. Trascorrono alcuni anni prima che Properzio riesca a completare una raccolta di elegie che non si pongono più il compito di cantare l'amore per Cinzia. E lo fa in un libro di straordinaria complessità. Più lo si legge, più lo si analizza e più si capisce come sia un libro difficile da decifrare. Bisogna ricostruire progressivamente i tasselli sparsi qua e là in modo da ricostruire un tutto omogeneo. I pochissimi elementi che ci consentono di fissare una sia pur provvisoria cronologia del quarto libro oscillano tra il 20 e il 16, tutt'al più il 15 avanti Cristo. E in quel periodo, dal punto di vista letterario, ci sono due avvenimenti molto importanti. Il 19 muore Virgilio, il 17 Orazio diventa il poeta ufficiale grazie all'invito da parte di Augusto a cantare, a celebrare nei ludi seculares l'avvento di una nuova età dell'oro. C'è un significativo punto di contatto del quarto libro delle Elegie di Properzio col quarto dei Carmina di Orazio. Molto probabilmente i due non si amavano troppo. Credo che abbiano ragione quanti hanno visto nella epistola seconda di Orazio, quella del secondo libro, quella a Floro, un'allusione malevola, una frecciata nei confronti di un poeta che si fa mimnermo e ottivo nomine crescit, che non può essere che Properzio, che a suo tempo aveva celebrato Mimnermo come capace in un unico verso di oltrepassare per validità tutta la poesia di Omero. Comunque, ecco, mi sembra che l'affinità tra il quarto libro delle Elegie di Properzio e il quarto libro dei Carmina di Orazio, sulla quale non mi dilungo perché bisognerebbe passare vario tempo per analizzare anche i Carmi oraziani, in primo luogo consista questa affinità nella mancanza del patrono di entrambi. Mecenate scompare nel quarto libro dei Carmi di Orazio, così come scompare nel quarto libro delle Elegie di Properzio. Tutto lascia pensare che dopo il 20 avanti Cristo Augusto stesso abbia preso a gestire direttamente gli ormai facili rapporti con gli esponenti della cultura. Consolidatisi i suoi poteri, è probabile che egli non abbia più ritenuto necessaria una politica di attivo intervento e di vigile organizzazione e controllo del settore culturale, anche perché i letterati ormai avevano accettato di buon grado il ruolo di panegiristi del regime. E è in questo mutato panorama culturale che si colloca il tentativo del poeta umbro di aprire nuove vie alla poesia elegiaca. E il nuovo modo di concepire l'impegno nel campo della poesia è frutto di una
convinta adesione, io credo, all'euforico clima augusteo, un'adesione che però non comporta necessariamente il passaggio nel campo dell'epica. E non c'è dubbio che Properzio si sia reso ben conto della tensione fra il mondo della poesia elegiaca d'amore, dai valori sovvertiti, e l'attività restauratrice di Augusto. Il suo tentativo nel quarto libro è stato quello di ridefinire la poesia elegiaca e di dischiuderle nuovi orizzonti, però senza rinnegare il canto d'amore che sinora l'aveva caratterizzata. E questo lo si capisce fin dal Carme proemiale, dall'elegia, dalla lunghissima prima elegia. Ridefinire i contenuti della poesia elegiaca significa anche ridefinire il proprio ruolo di poeta, ed è quello che Properzio appunto fa nell'elegia proemiale, in cui cerca di innalzare la dignità di chi scrive poesia alla stessa altezza di chi nella vita politica e sociale occupa un ruolo di preminenza. Rivolgendosi a un hospes, uno straniero, in apertura del nuovo libro, egli mette subito in chiaro che la scelta della poesia eziologica, col programmatico rinvio alle origini, ha il fine di illustrare e di celebrare gli splendori della Roma di Augusto e l'attività restauratrice e innovatrice del principe, alla luce di un continuo confronto con la umile città delle origini. In tal modo ne uscirà esaltata però la continuità fra il passato e il presente. Non c'è affatto rifiuto del passato. Nello spirito dei tempi nuovi, inaugurato dai ludi seculares del 17 a.C., il progetto di cantare Sacra Deosque è perfettamente in linea con l'interesse di Augusto per la religione arcaica, per i culti e le consuetudini dei tempi antichi e con la sua propensione a rivitalizzare il passato. Scrivere poesia eziologica, quindi, assume, io credo, un forte significato ideologico. Come la poesia epica di Virgilio, come la lirica civile di Orazio, come l'antiquaria di Varrone e la storiografia di Livio, la poesia eziologica non solo può esaltare momenti e aspetti particolarmente cari ad Augusto, ma riesce a tracciare una linea di continuità fra l'arcaica semplicità e il moderno splendore. Nell'elegia d'apertura, Properzio mette subito in luce l'aspetto più appariscente dell'attività di Augusto. Accanto al restauro di edifici sacri in rovina, la costruzione di nuovi templi e di teatri. Significativa è la dichiarazione di poetica che a tale scelta sovrintende, perché quando nel verso 57 della prima elegia Properzio proclama la sua aspirazione a menia disponere versu, egli si considera capace di intraprendere un'impresa che lo colloca allo stesso livello di un fondatore di città. Come Augusto, con la sua opera di restauro e di edificazione di templi e di edifici pubblici, sta rifondando Roma senza rinnegare la città del passato, così Properzio, che riscrive Roma grazie alla sua poesia delle origini dei sacra, degli dei e dei cognomina locorum, si accinge a modificare il suo modo di far poesia in distici elegiaci, però senza rifiutare quello che ha scritto in passato. Non sorprende quindi che le elegie più marcatamente eziologiche diano l'impressione di organizzarsi in modo tale da riprodurre l'aspetto della città. Questo è qualche cosa di molto interessante, perché la struttura del quarto libro properziano sembra prevedere che il poeta antiquario visiti con le sue illustrazioni e con le sue ricostruzioni eziologiche i luoghi di quella stessa area del centro di Roma che lo sguardo proemiale
quello della prima elegia del libro, aveva abbracciato. Nel foro, infatti, sbocca il Vicus Tuscus, dove è collocata la statua di Vertumno, che di lì può scorgerlo. Ed è questo l'argomento della seconda elegia. Fra il Campidoglio e il foro si consuma il dramma di Tarpea nella quarta elegia. Al tempio di Apollo sul Palatino rinvia l'elegia che celebra la vittoria azziaca, la sesta. Quella che vede Ercole quale protagonista poi spazia dal Palatino all'Aventino, dal Velabro al Foro Romano, la nona elegia. Nel Campidoglio, infine, si colloca il tempio di Giove Feretrio, cantato nella decima elegia. Il personaggio femminile continua a occupare un ruolo di primo piano, e però questo ruolo non è più di esclusiva pertinenza di Cinzia e dei suoi sfoghi passionali, ma anche della moglie che la guerra tiene lontana dal marito, come nel terzo Carme del quarto libro. Il ruolo tenuto dalla Vergine Vestale che si innamora del condottiero dei nemici, Tarpea nella quarta elegia. Il ruolo della ruffiana che a una giovane meretrix impartisce la sua ars amandi nella quinta elegia, o della matrona che di fronte al tribunale degli inferi esalta i principi della morale aristocratica, Cornelia nell'ultima elegia, l'11ª. Cinzia stessa, in passato amante infedele, ora rivendica la propria fides nella settima elegia ed è pronta a perdonare l'infedeltà del poeta, purché egli accetti le norme di un rinnovato patto d'amore nella nona elegia. Fra le tante voci del quarto libro, mi avvio alla conclusione, io credo però che a quella del dio Vertumno il poeta abbia affidato il compito di chiarire il suo programma e il carattere unitario del libro stesso. Un carattere unitario nonostante la diversità dei contenuti, e non a caso dopo l'amplissima elegia proemiale viene questa elegia. Sin dalle parole che Vertumno, la statua, il signum Vertumni, rivolge al passante, il passante che è stupito delle sue molteplici possibilità di trasformazione, l'elegia comincia con queste parole: qui mirare, qui c'è una crux testuale, io credo ora che si debba leggere qui mirare, cioè qui miraris, meas tot in uno corpore formas. Ora al viandante Vertumno, rivolgendosi così a lui, prepara al tempo stesso il lettore a una multiformità tematica che tuttavia non riuscirà a intaccare il carattere unitario del libro. Le sue continue metamorfosi del dio Vertumno sono il simbolo delle molteplici possibilità di cambiamento dei contenuti del libro e del modo stesso di far poesia in distici elegiaci. E soprattutto poi in questa stessa elegia, nella dedica conclusiva, la dedica epigrafica a Mamurio, l'artefice della statua di Vertumno, che si realizza pienamente l'identificazione del compito e dei meriti dell'artifex della sua statua in bronzo con quelli del poeta. Quando Vertumno indugia sull'originaria materia informe, dapprima dirozzata alla buona, poi modellata alla perfezione, nelle sue parole si scorge il poeta che, come l'artefice della statua, è capace di plasmare una materia informe e di mutarla in poesia raffinata grazie al labor lime. Il labor lime, che ricordiamoci era un ideale calimacheo. Dunque nel chiudere la propria attività poetica cambiando genere, però non si rinnega affatto
quella che era l'origine della propria poesia. A quella si resta sempre fedeli. Il distico conclusivo, poi, nel distico conclusivo vale la pena di meditare sulle parole, si rivolge, ripeto, a Mamurio, l'artefice: qui me tot docilem potuisti fundere in usus. Anche qui ora seguo un testo lievemente diverso da quello accettato in passato. Questo è l'esametro: qui me tot docilem potuisti fundere in usus, in cui ovviamente tot va legato a in usus. Qui potuisti fundere me docilem tot in usus. E il pentametro conclusivo, lo leggo ora non metricamente: unum opus est, operi non datur unus onus. Ora, tutto questo racchiude, io credo, il senso complessivo dell'operazione compiuta da Properzio nel quarto libro. Modellata da mani esperte, la duttile materia poetica sa adattarsi ai più diversi mutamenti, allo stesso modo di Vertumno nelle sue molteplici metamorfosi. Ciò non implica che il libro di poesia perda il suo carattere unitario, come non lo perde Vertumno nei suoi continui mutamenti. Unum opus est, egli proclama, e proprio per questa sua capacità operi non datur unus onus. Il duplice poliptoto unum non unus opus operi ne ribadisce il carattere unitario, mentre la litote mette in risalto che l'unità si fonda proprio sulla pluralità di argomenti, che è garanzia di successo per un'opera perfetta. Ora che è giunto alla conclusione, il lettore è messo in grado di cogliere il senso pieno dell'orgogliosa affermazione che aveva incontrato nel verso 22 di questa stessa elegia: in quantunque, sottinteso figuram, voles verte, decorus ero. Trasferita all'attività del poeta elegiaco, questa frase sta a significare che egli possiede la capacità di piegare il distico ai contenuti più diversi. Properzio può celebrare le origini dei sacra e delle denominazioni dei loca, ma può anche continuare a cantare l'amore senza snaturare il carattere della sua poesia, che comunque si manterrà sempre nell'ambito del decorum. Vi ringrazio della pazienza che avete avuto. Grazie a lei, veramente una bellissima lezione. No, grazie non davvero. ho parole di gratitudine necessarie, come hic manebibus optimi, direi. Insomma. Io farei parlare la professoressa Sacerdoti, e poi ho promosso a Osta anche, cioè a panelist anche la professoressa Chirico, se vuole fare un piccolo intervento, e poi faccio chiudere il professore Bongiovanni dopo. Sì, grazie. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora, ringrazio il professor Fedeli per la splendida lezione che ha trattato la centralità di Properzio innanzitutto nella sua biografia di studioso, l'importanza delle revisioni, la biografia di Properzio, la cronologia delle elegie e via discorrendo, abbiamo sentito. Io vorrei soffermarmi su Assisi e Roma, che sono nel titolo, perché sono due luoghi che campeggiano nella biografia di Properzio. Se pensiamo ad Assisi, dove sono stata una volta con una mia maestra, Infantam, la mia maestra d'oltreoceano, non possiamo non pensare a Dante, Paradiso 11, versi 49-54. Di questa costa, là dove la frange più sua rattezza, nacque al mondo un sole, come fa questo talvolta di Gange. Però chi desso loco fa parole, non dica scesi che direbbe corto, ma oriente, se proprio dir vuole. Petrocchi. E poi vorrei, su Assisi Romana c'è molta bibliografia, la cisterna, l'anfiteatro, il teatro, le mura, ci sono degli studi a proposito, ma vorrei soffermarmi su Roma. Allora, Roma
è al centro, la Roma di Propercio, al centro di uno studio interessante di Francesca Boldrer, La passeggiata romana di Propercio nel libro quarto, Motivi e modelli di un percorso multiculturale, in PAN 2017-6, nuova serie, Palermo, pagine 43-62, nel quale contributo si analizzano, da un punto di vista non solo poetico ma anche topografico, alcune leggi del quarto libro, e leggiamo da pagina 43. Il poeta latino immagina dunque di intraprendere un percorso innovativo, ovvero, come mosse in 4-1, versi 1 e seguenti, con un'altra immagine originale, una passeggiata culturale nella Roma Cussea, che diventa il leitmotiv della parte erudita del libro quarto. Si vede anche lo studio sul calligrafismo di Properzio nelle leggi romane, analisi di 4-1, sempre di Francesca Boldrer, in l'Officina Ellenistica. Ma non solo al quarto libro è limitata la presenza di Roma. Infatti nell'elegia 1.12 leggiamo: quid mi desi die non cessa spingere crimen, quod faciat nobis pontice Roma moram, tam ultilla meo divises milia lecto, quanti panis veneto, dissi detterida no, nec mi consetuos amplex unutrit amores, cincia nec nostra, dulcis in aure sonat, olim gratus seram, non illo tempore cuiquam contigit et ut simili posset amare fide. Invidie fuimus, non me deus obritanque lecta promutis divit erba legis, non sume goqui foeram, mutat via longa puellas, quantus in exiguo tempore fuggit amor, e così via. Vorrei ricordare anche lo studio di Alison Kitt, altra studiosa di cui sono in debito, Propertius, Poet of Love and Leisure, Bloomsbury Publishing del 2008, nel quale si analizza la poesia elegiaca nel contesto della Roma imperiale, della società in particolare. E poi volevo soffermarmi su uno spunto che ho trovato leggendo la presenza di Roma nell'elegia latina, in particolare con Ovidio. Visto che sono esperta di Stazio, ho trovato un'eco ovidiana in Stazio e ci scriverò su qualcosa, un contributo. Ovidio, Ars 1,55. Leggo solo i versi, ecco qua, verso 55-56. Tot tibitanque da bit formosas Roma puellas, eccabe tut di cas, quicquid in orbe fuit. Io trovo, e dovrò approfondire, che questo sia un modello per Stazio Silve 356971, in senso antifrastico. Necta tantum Roma iugales, conciliare toros, festasque cedere tedas fertilis, et nostra generi tellure tabuntur. Nel commento di Gabriel Laguna, alle pagine 37-78, non è notato questo rapporto con Ovidio. Poi, vabbè, il tema di Roma e Assisi, di Assisi e Roma, anzi, per essere più precisi, interessa gli studi sul paesaggio e c'è un'ampia bibliografia al riguardo. Interessa l'immagine del mondo, per esempio, come intitola il suo bel volume François Morzadec. In un bel contributo, l'elegia di Tibullo come meditazione lirica, Antonio alla penna, in Tibullo elegie, traduzione di Luca Canali, con un saggio di Antonio alla penna, introduzione e note di Luciano Lenaz, Milano 97, terza edizione, afferma a pagina 6 che si addice a Tibullo, anche se naturalmente non è una sua caratteristica esclusiva, il desiderio di vivere con la sua puella, lontano dalla città che ne celebra la bellezza e ne invidia l'amante, appartato nella solitudine delle selve, 9-10. Sicché ego secretis possum bene vivere silvis, qua nulla umano sit vita pede. E così ho cercato di includere in questo breve discorso, a margine della splendida lezione del professore,
alcuni elementi anche delle elegie di Ovidio e di Tibullio e Ovidio, anzi, per essere più precisi, con questa eco staziana che approfondirò, e una qualche lettura di alcuni studi su Properzio che si affiancano a quelli magistrali del professor Fedeli. Grazie. Grazie a lei. Io farei parlare il professor Fedeli intervento e poi lasciare chiudere il professor Bongiovanni. Grazie. Oltre a ringraziare tutti voi, ecco, nei nomi che la professoressa, tra i nomi che la professoressa Sacerdoti ha ricordato della immensa ormai bibliografia elegiaca, e immensa è anche quella properziana, a me piace ricordarne in particolare uno, quello della Fantam, perché proprio per quanto si è detto oggi, è stata lei per prima che si è resa conto che il quarto libro di Properzio, nel quarto libro Properzio vuole riprodurre intenzionalmente l'aspetto della città, cioè di una città che è profondamente diversa da quella del primo libro. Il primo libro, Roma compare per gli ozzi dei ricchi, la descrizione di Tullo che vive beatamente lungo le sponde del Tevere, osserva le navicelle che passano, attorno a sé ha una selva fitta come quella degli alberi del Caucaso e così via. Ma ben diversa è la passeggiata romana del quarto libro delle elegie di Properzio. Ecco, la Fantam poi è stata, a lei si è unita anche Mario Labate in uno studio che a me sembra fondamentale e che reputo uno dei migliori che siano stati scritti per la comprensione del quarto libro di Properzio. Per il resto non ho altro da aggiungere, se non che ringraziarvi per il vostro invito. Spero di essere stato comprensibile. Forse sono andato al di là dei limiti imposti dalla scansione temporale, ma confido che questo non sia stato inutile. Grazie. Vuole la professoressa Chirico fare un saluto, un breve saluto? Può parlare accendendo il microfono. Professoressa? Se no lasciamo chiudere il professore Bongiovanni, è tempo sfuggito. Sì, io davvero ringrazio moltissimo Paolo Fedeli di questa sua lezione magistrale. Intanto attendiamo con ansia la nuova edizione properziana e voglio sottolineare anche l'altro aspetto importante sul piano metodologico che Paolo ha ricordato, tornare quando lo si ritiene doveroso e utile, tornare anche sui propri passi, correggersi, e questo è davvero un insegnamento preziosissimo e che è caratteristico dei grandi. Se ricordiamo quello che diceva Giorgio Pasquali nella seconda edizione di Storia della tradizione e critica del testo a proposito della sua teoria sulle varianti d'autore, anche lì Pasquali ammetteva di aver forse esagerato in qualche caso e invitava ad una maggiore cautela. Quindi questo io lo trovo davvero un insegnamento preziosissimo, importantissimo che ci ha offerto oggi Paolo Fedeli, insieme con un altro aspetto che io ritengo fondamentale, ossia la centralità del testo nei nostri studi, nelle nostre riflessioni. Troppo spesso ultimamente si propongono metodi innovativi o sedicentitali che tentano di studiare il mondo antico mettendo il secondo piano la lettura in originale, dei testi. Io credo che anche da questa lezione magistrale di Paolo Fedeli venga invece un'indicazione che va in tutt'altro senso.
le civiltà classiche, il latino e il greco si studiano, e speriamo che questo sarà sarà possibile per lungo tempo, il più lungo possibile, soltanto leggendo i testi e studiando i testi in originale. Certo, se poi si riesce a leggerli con l'acume e la profondità del professor Fedeli è ancora meglio, però indubbiamente è quello l'unico metodo efficace che conosciamo e che speriamo di preservare il più possibile. E poi tra i tantissimi spunti di riflessioni che sono venute dalla sua relazione, mi piaceva sottolinearne un paio al volo, ossia l'interazione più o meno diretta con altri protagonisti della poesia di età augustea, anche sia da un punto di vista letterario, sia laddove possibile, laddove ricostruibile anche da un punto di vista biografico. Ha ricordato Virgilio, Orazio, forse Gallo, insomma, è importante anche sottolineare come poi l'esperienza, il dinamismo, la trasformazione, seppur nella continuità dell'esperienza letteraria di Properzio, avvenga anche in relazione e in conseguenza poi di quello che fanno anche altri poeti del tempo, anche in diversi generi letterari, il tutto inserito nel quadro augusteo, quel sistema ideologico in cui tutto si tiene e di cui la componente letteraria è indiscutibilmente una colonna portante. E poi la natura, la componente, la patina, ma la consistenza prevalentemente letteraria di molti personaggi, di quelli femminili in particolare, della donna cantata. Paolo Fedeli lo sostiene da lungo tempo, lo ha ribadito ancora oggi, certo, senza negare le esperienze reali, verisimili, che anche Properzio può avere avuto in campo amoroso, però il filtro letterario attraverso il quale Properzio costruisce le sue figure femminili, la sua figura femminile è innegabile, quindi bisogna essere sempre molto cauti quando ci si avventura in sovrapposizioni e ricostruzioni storiche che vogliono essere definitive e che soprattutto vogliono a tutti i costi ricavare il dato storico da quello letterario. E poi l'ultima cosa, accanto all'indiscusso e indiscutibile modello ellenistico greco, accanto a Callimaco, a Filida, l'importanza di Catullo, che è, come sappiamo, un medium, un momento di transizione fondamentale nella rielaborazione dei modelli ellenistici nella poesia romana, e indubbiamente Catullo per tutta la poesia augustea, non solo per Properzio, ma per tutta la poesia augustea, è un momento di passaggio straordinario e un momento di passaggio in tutta la storia della poesia latina. Non a caso si parla di rivoluzione catulliana, proprio perché Catullo indubbiamente rappresenta un punto di svolta. Quindi ci sarebbero tantissimi altri spunti sui quali soffermarsi, però io mi fermo qui, ringraziando ancora una volta Paolo Fedeli di questa sua ulteriore lezione e gli organizzatori di questa iniziativa che ci hanno dato l'opportunità di arricchire ancora una volta oggi le nostre conoscenze sul Properzio e sulla poesia augustea. Grazie. Grazie, professor Bongiorni. Daniele, termina tu. Sì, no, vi faccio parlare con la professoressa Chirico perché come abbiamo avuto un problema anche sull'altra piattaforma oggi con la professoressa Fiorelli non riesce, diciamo, a attivare l'audio, quindi ce l'ho qui in viva voce col cellulare. Prego, Maria Luisa. Sì, grazie Daniele. Io ringrazio innanzitutto Paolo Fedeli per questa bellissima lezione, mi fa piacere rivederlo dopo tanti anni e non sono stupita, come dire, del livello della sua lezione, ben conoscendo il suo valore di studioso e di maestro. Quindi un saluto affettuoso a Paolo Fedeli e un ringraziamento per questa bellissima lezione.
Un apprezzamento devo dire anche agli organizzatori di questo webinar, che hanno dato l'opportunità anche ai colleghi del nostro dipartimento di intervenire in una situazione così interessante e così importante. Io spero che i nostri studenti anche siano presenti. Non riesco purtroppo a vedere niente, problemi di collegamento e di audio. Spero che i nostri studenti siano presenti, perché questa mi sembra una bella occasione formativa per tutti loro. Grazie infine anche ai nostri colleghi, a Diana Sacerdoti, Claudio Bongiovanni, del loro contributo dato alla presentazione, e mi auguro di poterci rivedere presto in una situazione di maggiore agibilità per quanto mi riguarda, agibilità frontale. Grazie ancora e buon lavoro. Sì, gli studenti potranno anche vedere, diciamo, la registrazione sia su Facebook. Infatti, io credo che vada divulgata. Sì, la divulgheremo. Per gli studenti, perché mi sembra veramente una lezione magistrale, quella di Paolo Fedeli è una lezione magistrale che vale la pena che gli studenti ascoltino. Io ringrazio in conclusione tutti voi, dovrei fare tutti i vostri nomi, ma ecco, vi prego soltanto di ricordarmi agli amici di Napoli o di Cassino che nonostante il passare inesorabile degli anni continuo a portare sempre nel cuore come i veri amici, gli amici che ho incontrato nel mio cammino. Grazie. Grazie professore, grazie. Io chiuderei qui e ringrazierei tutti. È stata una bella lezione, veramente molto intensa. E do a tutti buonasera, ricordando che dopodomani parleremo di Giuseppe Giarrizzo, di un grande storico di Catania. Sì, avremo Giulio Sodano che introduce e Dina Scalisi e Franco Benigno. Sì. Grazie. Quindi a dopodomani. Grazie a tutti ancora, buona serata. Arrivederci. Ciao Claudio. Ciao Paolo, grazie ancora. Arrivederci, professoressa Sacerdoti. Arrivederci, grazie professore. Salve. Arrivederci.